Nel frattempo andiamo avanti con lui che è straordinario. Ti serve? Non serve. Non serve. Grazie. Tommaso, tu sei diventato un'icona per causa degli amici della melodia napoletana. Dai tutto te stesso come sempre, che sei bravo. No, io ho paura perché ho visto proprio le presse, ma già dice, ma così veloce. No, vai, No, fai quello c'ho che un po'- devi. C'ho un po' di tempo. C'è un po' di tempo. C'ho un po' di Tommaso, Romano. Grazie. No, ma sarò velocissimo. A me mi fa piacere che ogni volta che vengo c'è tanta bella gente. A te come cazzo t'hanno fatto trasista? No, voglio dire questo, a me mi piace perché vi vedo sempre più attenti. Allora, nell'attenzione vostra voglio capire quanto siete attenti. Cardinale, mi raccomando a te, ho chiesto a un vigile Viagra, sai che mi ha risposto? Sempre dritto. Cardinale, lo va sul bottone così. Ma sapete qual è il mestiere dove si soffre di più l'artrosi? Chi è? No, il ginecologo. Sta sempre di mani dall'ubito. Ma poi, ecco, allora siccome sul sito mi stanno chiamando, perché vi chiedo scusa a chi l'ha già sentito, però mi chiedono sta cosa che ormai per me è diventata proprio quasi un'ossessione, che è questa storia qua di questo signore che è sposato da 7 anni e per 7 anni tutte le sere quando ritornava a casa trovavo brodino. 7 anni di brodino. Giustamente chi si c'è ieri, c'è Anna Maria, ma che cazzo mi tenga a pisciare qua giù questo 7 anni di brodino? Che ti serve Gigi, ma il brodino fa bene, ma farà bene prima tempo. Io tengo là che i padri, ormai ancora. Fammi una volta la pasta e fagiolo come me la faceva, ma da sbattere in mano a tempo, da avrei proprio tempo così. Aspetta. Allora ma preparami una pasta e fagiolo come la facevi, mamma. Questa la sera dopo rientra a casa, apre la porta, sente addurre la pasta e fagiolo. Si siede, scopre il piatto, vede pure la cotena. Fa Anna Maria, pure la cotena. Assaggia la pasta e fagiolo e fa: Anna Maria, scusa, ma che mise da sta pasta e fagiolo che mi è venuto? Aspetta. Gigi, niente, ho preso i fagioli, ho aperto i barattoli, l'ho messi nella pentola e poi telefonate pure a tua mamma una cosa, non mettere a mamma mezzo perché mamma a me sto difetto me l'ha fatta cazzo e mise, da sta cazzo di pasta e fagioli. Gigi, niente, ho preso i fagioli, ho aperto i barattoli, l'ho messi nella pentola e poi telefonate una volta a mamma Anna Maria, assaggia un po' di pasta e fagioli. No Gigi, ma fa assaggiare perché a me la pasta e fagioli. Anna Maria, assaggia la pasta e fagioli perché se no non capo. Aspetta, Anna Maria, assaggia la pasta e fagioli. Gigi, e tu hai ragione, da Gigi, Anna Maria, cazzo mia, da sta cazzo di pasta e fagioli. Gigi, sto giuro, da chi mi sono buttato, l'ho preso, Valentino mi fa ridere pure a me, se non ci nasce più a capire. E poi ho telefonato pure a tua mamma, Anna Maria, dammi alla signora e rimpetto. Uno piglia la pentola, l'altro piglia la coppina e va alla signora di fronte. Bus, la signora ci fa, uè, buongiorno, Gigi Festa. Io, buongiorno. Guardate questa grandissima pernaccia, mi ha fatto venire. La signora fa, scusa, ma che mesi da sta pasta e fa sul lo giuro, ho preso i fagioli, li ho messi nella pentola e poi ho telefonato pure a mamma. Fai signora, cortesemente assaggiate pure voi la pasta e fagioli. No Gigi, ma facete assaggiare perché a me la pasta no. Assaggiate la pasta e fagioli perché sennò io, Anna Maria, alla pagata fatta parte, assaggiate. La signora assaggia pasta e fagioli. Signora? Scusate, ma che cazzo fate misa? Basta pasta, poi fate andare signor, buongiorno, aspetta, ho preso i fagioli, li ho messi nella pentola e poi ho telefonato a mamma. Fa signor, quei belli, fammi mi serve a casa mia, fatta mia, ha dato un cazzo voi, questa pasta e fagioli. Signor, ma che misa, basta pasta e fagioli. Signor, buongiorno, ho preso, mi faccio la capire, cioè non mi abbascio a Salomè. Scena da Salomè, buongiorno. O Salomè fa, ma che è la famiglia Pernaccello, hai visto? È inutile che fai lo scema. Vedi che c'è messo da sta pasta e fa su. Guata! Sangue chi te beve!
Che cazzo siete? Si indassa passa e fa su. Per forza, signora cara, è venuto visto difetto. E voi avete raputo la scatola, l'avete raputo o l'altro culo, l'avete raputo. A voi. Io voglio sapere solo una cosa, guarda, lo chiedo ai ballerini. Ma perché non va preparato un poco prima che venite scavasi che i cazzettini? Preparatevene un poco prima, tira una scarpetta, una cosa, non lo so. Tu c'hai le scarpette. Vale, io ti lascio così, Tommaso ti lascio Romano, presente. grandioso. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.